Le pene alternative per gli ubriachi al volante, lavori socialmente utili al posto delle pene pecuniarie per chi viene sorpreso a guidare in stato di ebbrezza. Questo è il senso della convenzione che è stata firmata da Tribunale, Provincia e associazioni di volontariato. Vediamo. Quindi si dà la possibilità a chi viene condannato per stato di ebbrezza di poter scontare la pena con dei lavori socialmente utili. Francesca Zaccariotto spiega chiaramente a cosa serve la convenzione firmata dalla provincia col Tribunale e con enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. La sola organizzazione della provincia non sarebbe bastata ad assorbire le molte richieste di pene alternative. Questo è il motivo dell'apertura ad altre realtà. Permettono alla persona che la deve scontare di riflettere sul significato anche civico, voglio dire, che ha questa azione, e quindi di poter lavorare su un messaggio di carattere educativo. Molte le possibilità di lavoro alternativo offerte dal centro Don Lorenzo Milani, guidato da Don Franco De Pieri. C'è terra, ci sono animali, possono insegnare se hanno capacità, non so, italiano ai minori abbandonati, geografia, mi si dice educazione civica. Come possono fare un po' di guardiania. Nella comunità non ci sono trasgressori, ma uomini. Se viene da noi lo calcoliamo come uomo, per cui non ci interessa cosa ha fatto prima, gli diciamo che la comunità è uno dei più bei ambienti che lui possa incontrare, dove c'è lo sforzo di migliorare, dove c'è uno sforzo umano. Da quando non sono di più di competenza del solo giudice di pace, le pene alternative sono più diffuse. Per la guida in stato di ebbrezza sono molto utilizzate con grande apprezzamento dei condannati. Non si vede più irrogata una sanzione pecuniaria piuttosto alta, a volte raggiungono anche 15.000, 20.000 euro, più la possibilità di confisca dell'auto, quindi questa prestazione ha un certo interesse per il condannato.